sì, c'è il castello. A me mi Del piace concerto perché delle campane del Duomo. mi piacciono per quello, qui non so mia quella che salta su, mi piace.
Dopo le riprese panoramiche adesso stiamo salendo sul campanile della cattedrale di Verona. Siamo rimandati sulla prima stanza, adesso ci dirigiamo nella seconda. C'è un bel po' di gente, però comunque queste sono messe da poco. Stanno suonando alcune campane. Sì. Si vede un po', però vabbè. Benvenuti a Verona. E questa è la campanella dei canonici. Adesso Matteo Padovani ci spiega tutto. Amici di Verona, niente, se vi presentate inizia la provenienza. Adesso spengo un attimo. Non è quello originale, è messo in senso. Adesso Padovani ci fa suonare un tocco della Era una campanella. modalità costruttiva medievale perché il ceppo stesso serviva da leva di azionamento. Non è del 300 il peso probabilmente, il contrappeso probabilmente è del 700. Però comunque abbiamo mantenuto questa tipologia di montaggio, è una cosa unica. Tutte le campane al mondo quasi hanno il ceppo trasversale. Mantenendo questa caratteristica è una cosa unica particolare che non si piace solo. In accordo con due campane più recenti. Qui altre campane di varia provenienza dal 600 fino all'800 che abbiamo esposto in questo luogo come giusto per motivo di conservazione. Ecco, se volete cosa che arrivi. Siamo nel piano delle corde. Questi erano i progetti per com'era, sì, come voleva fare la Guglia, insomma. Questi sono dei modelli, questo è il modello attuale. E qui invece sono le corde elettrificate, le 6 piccole campanone. Penso anche la nuova arrivata, però boh. Questo è un altro modellino. C'è un po' il fiatone, Sono vecchie foto, insomma. Questi sono i dati completi di tutte le campane presenti. Altre foto d'epoca. Qui vediamo un altro po' di panorami, cioè qui c'è Santa Eufemia ma e basta. Dopo in cella vediamo su. Concludendo il discorso del campanile, vediamo i due modelli originali del 1913 che erano dispersi in ambienti Sospendo ancora. una quindicina di anni fa abbiamo Ci vediamo dopo. fare con le campanile per poter dare loro una sistemazione stabile e sicura. Oh, siamo in cella. Si muovono perché Matteo ce l'ha fatte suonare per pochi secondi e
E niente, qua vediamo la De Poli e qua il resto di tutte le altre le campane. Cavadini del 31, 9 medie. Queste due le Grasmaier e adesso vediamo un po' di panorami. Vediamo da qua. Ecco qua. Questa è un'altra chiesa di Verona che è simile a Monteberico, ecco. Messo niente perché deve far girare. Ecco qua, vedete tutto. Vuoi farvi vedere l'Adige? Eccolo qua, l'Adige è la quinta. Qua vediamo un bel po' di chiese. Questa è Sant'Anastasia, che prima hanno suonato per la messa delle 18:30, San Tommaso Cantuariense. Poi ci sta, ecco, San Nazario Celso, o almeno io lo pronuncio così, però vabbè, correggetemi. Questo è Santa Maria in Organo. E se non erro questa è San Zeno in Monte, ci stanno due campane più grosse, una De Poli in Do 3. Cavadini invece aveva proprio i tubi di ghisa, però già Adesso faccio un po' veloce perché tanto i dati non li abbiamo detti perché li conoscete tutti. Qua ci sono altre chiese che non mi ricordo. Vabbè, qua questa chiesa qui con campanile marrone San Fermo Maggiore, Torre dei Lamberti, altre campane. Ecco, prima questa è Santa Eufemia. Guardate tutta la città di Verona. Ecco, faccio vedere così bene. Qua siamo in controsole, ma vediamo altre chiese. Qua per esempio vediamo San Zeno. E ci sono altre chiese in lontananza. Qua c'è sempre l'Adige, passa per tutta Verona, però non è che si vede tanto perché c'è la foschia e siamo anche in controsole. Peccato, vabbè, comunque ragazzi, è un'emozione salire qua e vedere la campana più grande del Veneto. Ecco, mentre qui sono state limate appunto perché sono state accordate. Bene, adesso vi lascio già così, un video breve dalla cella, però comunque riprenderemo i concerti. A dopo, anzi al prossimo video. ci siano le campane invece, ci siano pesante scarse.